Mandala me mamma, dove se andai? E come vivrei senza carezza? Chi vega torto alla mia vita grama? Nel ciel beato non sarei stessa se non mi visite, mandala me mamma, che solo in consolar se consolè. Siamo a Noventa di Piave, alle mie spalle c'è il campanile e siamo al Teatro San Mauro per la terza edizione del premio letterario Giacomo Noventa. Giacomo Cazzorzi, il poeta di Noventa, Giacomo Noventa è il suo pseudonimo, ricordato dal comune con un premio letterario negli anni scorsi dedicato agli adulti, da 3 anni dedicato invece ai ragazzi. Ed ecco allora i premiati, sono state coinvolte le scuole di 3 comuni, il terzo premio ex aequo è andato a Paolo Forlin e Rebecca Miotto di Salgareda il primo, di Ponte di Piave il secondo, il secondo premio ad Ilaria Gaiotto di Noventa e la vincitrice Alessia Chinellato sempre di Noventa. Ma andiamo a vedere com'è andata. Volevamo entrare nelle nostre scuole, nelle scuole di Noventa di Piave e del territorio. Infatti quest'anno c'è la collaborazione con Ponte di Piave e Salgareda e diciamo che pur non essendo quel premio nazionale che era prima, per noi è molto importante perché entrando nelle scuole e con i nostri giovani diamo la possibilità ai nostri giovani di poter cominciare già da subito a imparare chi ha reso anche grande il proprio territorio, chi ha avuto anche fama nazionale, perché stiamo parlando di un poeta, di un saggista di fama nazionale e quindi è importante che i nostri ragazzi conoscano Giacomo Noventa. La mamma ha delle mani che inventano storie e nascondono verità dolorose. Dividono equamente tra i figli quello che hanno, l'amore, il tempo, il denaro. Tu sei stata la prima persona ad insegnarmi la differenza tra il bene e il male e la prima persona che mi ha fatto capire cosa significhi provare amore. Grazie. Quest'anno il progetto, ormai siamo veterani si può dire di questo progetto perché siamo al terzo anno. Hanno partecipato 3 istituti comprensivi, il nostro più quello di Salgareda e di Ponte di Piave per un totale di 40 alunni. Quindi per noi è una bella soddisfazione, ma la soddisfazione più grande è quella di riuscire a fare in modo che le poesie anche difficili in un certo qual modo di Giacomo Noventa possono essere trasmesse e calate nella realtà, nella loro realtà di ragazzi giovani e adolescenti. Grazie.